Io nella battuta. Io invece l'ultima volta mi mangio il 5. Presentiamo la prima serie, possiamo aggiungere alla prima, dove parla la modella, alla 3 sta la 16, alla 4 Michele Paolini, alla 5 Caterina Missini, alla 6 Fabio Martina, alla 7 Anna Zanato, alla 8 Carola Pesaro, alla 9 Clara Sebastici, alla 10
Mirata del 350, passiamo il tutto, io ricordo qui a una postazione voi stessi dovreste vederli al telefono, a base scherma, su questo livello.
Presentiamo la terza serie, quest'anno Alessandro Fulminelli, Francesco Mina, Gabriele Massona, alla 4 Nicola Tamburini, alla 5 Francesco Vangelli, alla 6 Angelo Beneguzzi, alla 7 Lorenzo Vianello, alla 9 Rosso, alla 9 Cristo Benvenuto, alla 10 Tommaso Freddo. Pensando alla verificazione di energia. Bravo. Hai detto che è già la vostra
proseguono Antonio Ossetti, al 2 Alessandro Roma, al 3 Pietro Marlina, al 5 Alessandro Levinazza, al 6 Riccardo Porta, al 7 Stefano Monti, in 9 Iago Pedoni, al Federico Paoli, al 10 Matteo Rossi, al 7 Lazzarino, al 4.
Tratto di metà gara, 200 metri, Filippo De Meri con la 56,98, 30 e 50, guadagna un decimo posto, Giovanni Gallina 30 e 60, Samuele Storico 31 e 77. Quindi ha portato 1,14 il vantaggio nei confronti di Giovanni Gallina ai 200. La prossima arrivata, lo 50. De Meri 30 e 06, Gallina 30 e 76, Rosmanello 31 e 72. Decisamente più veloce Gallina, ma il distacco è troppo, quindi la vittoria a Filippo De Meri in questa manifestazione 3,57 e 70, Giovanni Gallina 3,58 e 84 e quindi Samuele Storico 4,06 e 51. Quindi via via arrivano tutti gli atleti, si completano i 400 studenti, quindi ora prima di proseguire qualche minuto di
in seconda posizione Risi 5,62 e in terza posizione in corsa 4 Capostano 5,13,86 e teniamo ovviamente la prima di tutte le atlete per confermare che la ufficializzare questa conoscenza femminile e seguirà la seconda serie dei 400 maschi.
5, Simone Ferrandino, che ieri ha venduto minuti assoluto sui 200 misti, che è verso la lunga distanza del 400 per queste. Abbiamo già abbondantemente parlato di lui in queste due giornate di gara, classe 2006, quindi verso l'ultimo anno della categoria ragazzi. Quindi ci avviciniamo al passaggio dei 100 metri, abbiamo un primo quadro della situazione termine della nazione farfalla, Ferrandino
Confermati ufficiali i risultati di questa prima serie. Questo quindi il podio esordienti A. Passiamo alla premiazione della categoria ragazze, 200 gradi femminili. Vediamo sullo schermo. Terzo posto Noemi Conte, seconda Serena Terreni, primo posto Emanuele Iuri, ginnasio Pordenone, 45 e 44. Premiazione della categoria junior, c'erano due atlete iscritte, quindi il secondo posto Milena Salerno e Vittoria Scilla Bertotti alla moto di essere uscita da questa 66. Passiamo alla premiazione assoluta dei 200 gradi, settore femminile sempre, quindi vediamo terza Noemi Conte, seconda Alessia Monotto e prima terza Rita Cusune, 32 terza 2. Settore maschile, ricordiamo gli esordienti A, 200 gradi. Terzo posto Nicolas Pontus, secondo Federico Bertoni, primo Filippo Zaia, Arcadi 3-0-9-0-0.
assoluta, maschile con 180, terzo Filippo Patini, secondo Alessandro Urlo, primo Filippo Emeghi, Monteveduto del Monto, 2,15 e 9,7. Siamo alla nuova gara, la gara di 200 farfalla, partiamo con salienti a femmine, unica di Brasile, Vittoria Bertone, Ingrid Bertocchi, 3,12 e 42. Questa quindi la vittoria di Ingrid, passiamo alle ragazze. Terzo posto Beatrice Rossi, seconda Carla Alessandra, prima Anna Zanardo, Ivos 2,26 e 6,7. Passiamo alla categoria junior, scelta farfalla femminile. Terza Diana Fermacic, seconda Giada Viviano, prima Margherita Bertoni, tripletta Trieste del Mondo, 2,24 e 94. E quindi siamo alla categoria assolute, vediamo se abbiamo detto dei nomi, terza Praga di Sandra, seconda Giulia Bambino e primo posto Martina Putina, Trieste del Mondo, con 2,22 e 88. Allora andiamo con il settore maschile, esordienti, secondo posto Leonardo Caponda e primo posto Giovanni Mariante, secondo 2,45 e 19. Allora proseguiamo, categoria ragazzi, terzo posto Berto Portaga, secondo Francesco Scappelli, primo Marco Martella, questo modo come le mosse, 2,15 e 54. Passiamo alla categoria junior, terzo posto Zaccaria Martinale, secondo posto Lorenzo Lucilla, primo Manuel Sinta, questo modo come le mosse, 2,7 e 93.
2018 e 95 vedete quello che compare sulla grafica di sopra. Proseguiamo con il 400 femminile, esaurienti a femmine, terzo posto Chiesa Morata, seconda Alice Delle Campo, primo c'è il terzo posto in ginnasio, 5,50. Prossima variazione, categoria ragazze femmine. Terzo posto Irene Gargalla, seconda Marta Perez, prima Elena Masetto, Igos, 4, 35 e 15. Grazie per voi, ragazze, quindi passiamo alla categoria junior. Elenco le terza Maddalena Sartori, seconda Gianna Milano, primo posto Chiara Stevascic, Trieste Moto, 4, 32 e 02. Pensione 400 seguito dalla salute. Vediamo i nomi sul tabellone. Terza Sara Vlasic, seconda Alessia Occo, prima Fania Piozzi, Cicina Mori con 4, 14 e 02. Quindi passiamo al settore maschile, nei 406 libri ripartiamo dagli esordienti A. Terzo Alessandro Villette, secondo Raul Piano e primo Leonardo Saia, alla moto Trieste, 5, 3 e 30. Cerimonia di premiazione dei 406 libri ragazzi maschi. Terzo posto Stefano Fanti, secondo posto Nicola Bernardi, primo classificato per la Sapienza, Ives 416.
Terzo posto Enrico Cardinale, secondo Giovanni Collina, primo posto Filippo Remei, tutte e due molto poche vittorie per 13,770. Quindi ora ci manca la creazione di 800 missili, poi dovremo andare con l'australiana che deve spiegare. Prima avevo appunto prevenzione dei missili, le soglieti a femmine, seconda e prima con il servizio mondo 6, 11, 56. Passiamo alla categoria ragazze. Terzo posto Leo Vicentina, seconda Sara Sterlina, prima Maia Vissi, con 5,62. Questa è la premiazione ragazza, c'erano iscritti junior, quindi passiamo direttamente alla premiazione assoluta. Seconda Aurora Gandesana e prima Martina Pavlic, Trieste nuoto, con il tempo assoluto, nuoto 51 e 16. Siamo al settore maschile, categoria soglieti A. Terzo posto Giovanni Docente, secondo Renzo Berto, primo Carlo Brazzini, alla moto Trieste, 5,36 e 70.
dovrebbe essere la prossima 2, l'ultimo posto, Valentina Bellata, allora ragazzi uscite subito ovviamente le partenze sono molto strette come caratteristica della scalata, quindi mantenete le vostre pastiglie alla partenza per il turno 2 Allegretti, turni Bortoli, Margotti, Prezzi, Crissi, eliminata Valentina Bellata.
Terzo posto è Margherita Clementi per il secondo. Seconda è d'argento è Anna Marconti, ginnasio Pordenone. E prima è medaglia d'oro, vittoria dell'australiana femminile, Ciro Cartier di Napoli, Stefania Pivozzi. Prossima premiazione sono le migliori prestazioni tecniche.